Allora, la questione è questa: vi ricordate i tempi in cui il Veneto era terra di ignoranti, oltre che terra dove i ragazzi abbandonavano la scuola per andare a lavorare perché miravano solo ai soldi, e questo era frutto di ignoranza? Cioè il Veneto cresceva, produceva più degli altri perché c'era questa anomalia. Beh, non solo è stata proprio la CGIA di Mestre, siamo stati noi a dimostrare che non era così, perché la scrematura in altre regioni d'Italia veniva fatta addirittura all'abbandono scolastico a livello di scuole elementari e scuole medie. Poi quando si passava alle superiori non c'era più gente che abbandonava, o ce n'era meno che nel Veneto. Nel Veneto veniva dopo, ragion per cui noi risultavamo avere un abbandono più alto. Beh, abbiamo fatto giustizia di questo, ma adesso arrivano dei dati molto importanti. Ripeto, io ho assistito a intere trasmissioni dove si parlava dell'ignoranza dei veneti, della descolarizzazione, di questo e quello. Beh, arrivano due dati quasi contemporaneamente interessantissimi. Un'indagine molto ponderosa sulle università italiane, dove la prima risulta essere, per qualità proprio, Padova, e la terza Verona. Udite, udite. Bologna è al quarto posto, altre università romane e milanesi al 15°, 17°, 20° posto. Fatto sta che il Veneto fa non una bella, un'ottima figura, ne esce a testa alta. Ma poi c'è un'altra indagine che si chiama INVALSI. Bene, questa fa il monitoraggio invece della conoscenza di italiano e matematica degli studenti di scuola media superiore. Bene, anche qui risulta il Veneto primo proprio in queste materie. Ma allora si sbagliavano loro e avevamo ragione noi? Credo proprio che avessimo ragione noi. Ma perché ce l'hanno tanto con il Veneto e dicono che è terra di ignoranti? Lo dicono molti anche dei veneti. Io ripeto, si può fare meglio. Io sarei più orgoglioso se avessi un Veneto dove ne ho altre 2 università ai primi 10 posti, dove magari i nostri ragazzi vanno anche all'estero a studiare e fare. Ma però mi sembra gratuito quello che è avvenuto per anni, cioè di incolpare questo modello di sviluppo di creare ignoranti invece che gente normale, gente che ha la sua cultura, gente che lavora sì magari nella piccola impresa, ma non perché è ignorante, magari per scelta.